Entra nel vivo la 38esima edizione del SIGEP di Rimini, il salone internazionale che vede protagonisti fino al 25 gennaio i settori della gelateria, pasticceria e i panificatori artigianali in un tripudio di sapori. La parola d'ordine è naturale in tutto e per tutto, come ribadito da Samuele Calzari, referente SIGEP Giovani della Fiera di Rimini per gli istituti alberghieri d'Italia nel settore pasticceria e panificazione e da quest'anno caffetteria, in collaborazione con Gaetano Bongiovanni dell'Istituto Alberghiero Federico II di Svevia di Siracusa, presente con una folta rappresentanza di studenti dello stesso istituto. Siamo alla SIGEP, quindi il Salone Internazionale di Gelateria e Pasticceria di Rimini. In questo momento ci sono i ragazzi del settore di pasticceria che stanno gareggiando, sono in totale 12 scuole, si affronteranno in una gara dedicata quest'anno al mangiar sano. Oltre alla pasticceria, SIGEP e anche panificazione con SIGEP Giovani che accoglie 4 istituti per quanto riguarda il settore della panificazione e da quest'anno abbiamo anche 2 scuole per quanto riguarda il settore della sala bar. Quindi abbiamo una scuola di Siracusa, un alberghiero di Siracusa e un centro di formazione professionale di Legnano. È la prima volta che SIGEP Giovani accoglie anche altri settori oltre alla pasticceria ed è il segno dell'importanza verso la formazione da parte dell'ente fiera. Ringraziamo le aziende che hanno ospitato i ragazzi, in particolare le aziende per quanto riguarda il settore di sala bar, quindi l'azienda La Nuova Simonelli e la Cimbali. E allora a tutti un appuntamento qui al SIGEP da non perdere e alla prossima edizione. Protagonisti gusti senza confini per avvicinarsi a nuove culture e a mondi ancora non del tutto esplorati. Dietro a coni e coppette c'è un mondo che solo nel bel paese produce un giro d'affari di 2 miliardi di euro.